Benvenuti a questa seconda puntata della 21esima edizione di Mille Voci. Bene, quest'anno abbiamo iniziato, bravo Riccardo, vedi, quest'anno conduciamo insieme questa 21esima edizione di Mille Voci e abbiamo già iniziato ospitando tanti amici che sono tornati anche a trovarci in questa puntata, ce ne sono anche di nuovi, seguiteci perché è una puntata molto ricca, ma ti vedo già attrezzato col microfono, quindi ho la sensazione che... Qualcuno ha pensato di darmi subito il microfono, vedi? E quindi... Perché in realtà la volta scorsa tu hai fatto un bellissimo omaggio alla città di Napoli, alla lingua napoletana. Meno male che ti ricordi tutte queste cose, guarda, meno male. Ma me lo ricordo soprattutto perché poi c'è stato subito il richiamo, ma dobbiamo fare un omaggio anche all'altra grande città italiana, la capitale, quindi tu che sai cantare sei l'erede del Reuccio, della canzone romana, quindi devi cantarci e farci un omaggio alla canzone romana. Alla canzone romana con... E allora ho scelto un trittico di canzoni diversissime tra loro. La prima è Romanina del Bayon, che nasce negli anni 50 sotto così, insomma, l'influenza di Ebbie Lane, Xavier Cugat e i loro Bayon. Poi c'è la colonna sonora del film Tosca di Magni, con Nuglie da Retta Roma. E per concludere un messaggio di pace con Campanone di Piazza San Pietro. Riccardo Antonelli e il suo omaggio alla canzone romana. Grazie. Come sei bella Nina Trasteverina, tu che sei nata all'ombra del cupolo, sembri una muchachita dell'Argentina, quando con tutta la passione balli l'ultimo baio, con il fuoco nelle vene e la febbre in cuore, danzi bucori in tocchi del campanone. Sei nata per ballare e per far l'amore, Romanina del Baio, Romanina del Baio. Lasciatela passare, fisarmoniche e chitarre innamorate, lasciatela ballare, è la bella Romanina del Baio. Lasciatela passare la bella Nina, Romanina del Baio. Da Retta Roma, che t'hanno coglionato per morto a pennoloni, è morto suicidato. Voglio cantare così, fiore te. Poi te dicono che morto sei ammazzato, è chiaro segno che l'hanno assassinato. Voglio cantare così, fiore te.
che vanti Parigi e Berlino. Forestier, hai mai visto un tramonto romano? Forestier, qui a vedere con una pupa vicino. Sta città che richiama qua giù il Monnosano. Campanone de piazza San Pietro che incanti sonanno. Sei una voce de pace che regna sovrana nel mondo. Sulle antiche fontane nostrane sul mare risona come un canto d'amore e de pace vicino te chiama. Tutte le strade de portino a Roma, tutte le strade de portino a Roma. E tu bella forestiera, un giorno tornerai perché tutte le strade de portino a Roma, tutte le strade de portino a Roma. Campanone de piazza San Pietro che incanti sonanno. Din don, din don, din don. Bravo, Grazie, Riccardo. grazie. Bravo, bene. Abbiamo iniziato con questo omaggio a Roma, grazie. E continuiamo la nostra avventura con un gradito ritorno, una gradita ospite qui a Mille Voci in questa 21esima edizione, che è Grazia Guerra. Eccoti. Cosa ascoltiamo oggi? Promesse e nuvole è un singolo prodotto da Gianni Drudi, del Francesco Papaluca è l'autore, e Stella Avato, che saluto e ringrazio per la fiducia. È una bellissima canzone, un po' malinconica. Siamo qui per ascoltarti. Grazie. Grazie Guerra. Sola, mi sento sola stasera, come una spada trafigge il sole morente, le nuvole, nuvole e vento, rosse di fuoco dipinte. Nasce nel cuore un tormento, vivo d'amore soltanto, invano cerco me stessa in questa giungla infinita. Son chiuse tutte le porte, son spenti tutti i sorrisi, occhi smarriti nel vuoto, pensieri erranti si cercano. Stringo una mano tremante, affetti importanti mi mancano. Ho dato tutto di me senza ricevere niente, solo promesse e nuvole, occhi arrossati di pianto, cercando un cielo lontano, sognando un mondo più umano, cercando un cielo lontano, cercando un vero ti amo. Promesse e nuvole per far illudere un cuore, 1000
le carezze perdute, solo rimpianti e rimorsi. L'acqua non lava i rancori, di solo pane non vivi. Vivo così nell'affanno, nel dubbio e nell'inganno. Ho dato tutto di me senza ricevere niente, solo promesse e nuvole, occhi arrossati di pianto, cercando un cielo lontano, sognando un mondo più umano, cercando un cielo lontano, cercando un vero ti amo. Cercando un vero ti cercando un vero ti amo. Grazie. L'hai trovato, penso, questo vero Sì, ti amo. sì. Da una vita. Da una vita, vero? A dicembre, il 7 di dicembre, sono 40 anni. Oh, Wow. facciamo un Però- applauso. Grazie. A Ma io te, canto anche per gli altri, Certo. quindi attraverso le storie delle altre persone vengo anche stimolata a creare delle canzoni insieme ovviamente agli arrangiatori, Certo. maestri di musica, e poi escono fuori questi capolavori. Per me è un capolavoro perché è una bellissima canzone. Bellissima. E se vi piace, su tutti i digital store la trovate. Complimenti, grazie. Grazie. Complimenti per l'interpretazione. Bene, bene, bene. Ed ora abbiamo un amico, una new entry per Mille Bravissimo. Voci. Mario Vettese. No, Un ci nuovo- mancherebbe. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Un nuovo acquisto della grande famiglia di Mille Voci. Grazie, io sono molto onorato di essere qui questa sera e volevo ringraziare Gianni Turco per l'invito e poi ho ritrovato anche Riccardo che da tempo che non lo vedevo e sono contento di averti conosciuto, Daphne. Grazie Mario, reciproco. Allora tu sei un cantante versatile, Allora, per no? gli amici di Mille Voci, Mario ha un vastissimo repertorio che praticamente lui predilige, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, ho sentito spesso cantare un repertorio di pop italiano anni 70, 80, 90 e questo è il tuo, diciamo così, il tuo forte, no? Sì. Alla fine. Ed è la canzone che ci canti oggi è, E Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh. e quindi voglio dire, siamo proprio, no? La ciliegina sulla torta. Questo è il primo brano che ho iniziato a cantare poi quando nel 1987 ho iniziato proprio a cantare con questo brano, quindi per me è un onore presentarlo qui questa sera. Bene. Allora, il tuo Grazie. battesimo qui a Mille Voci, noi non abbiamo acquasanta, non abbiamo nulla, ma abbiamo là sopra lì regia, naturalmente, lì regia di Gianni Turco che ti osserva. Grazie. Mario Vettese. Grazie. Grazie Mario, grazie. Grazie. Grazie Mario e complimenti. Grazie. Bene. Un bell'acquisto, no? Complimenti Mario. Direi proprio di sì. Ed ora c'è una tua carissima amica, Yes. perché dovete sapere, dietro le quinte stanno sempre che si diranno poi, non lo so, qui apposta ho detto la tua carissima amica. Ci confrontiamo sulla musica, bene. sul trucco. Sul trucco soprattutto. Allora, bene, Lorenza Bettarelli. Vieni Lorenza, vieni. Mi avete trovato impreparata? Sì. Perché io pensavo che ti riferivi a HT. Perché poi lei pure che faceva così, È io vero. dico, ma no, non so io. Mi Sì, sono perché messo in un noi brutto guaio. Cianciamo sono certo. parecchio dietro ai camerini, insomma, Vero. quando...
Bene, Lorenza, un altro grande successo della musica italiana, quindi passiamo da un successo dei Pooh a un successo di Patti Bravo, quindi voglio dire, manteniamo proprio alto il livello della musica in questa puntata. Lorenza, poi io lo dico sempre, sì è vero, è un'amica, quindi mi sprosciutto, è brava, canta benissimo, canta bene tutto, canta le grandi cantanti della musica leggera italiana, le canta bene, quindi perché no? Tu me ne dici niente, io non ti abbraccio. Non ti ti ho una cosa presentata. dico, io penso che sei bravissima e ti dà un bacetto, dai. Ma no, non serve questo, lo sa benissimo, ci mancherebbe. Bene. E quindi la canzone dal titolo? E dimmi che non vuoi morire. Lorenza Bettarelli. Grazie. Guarda, io sono là solo ormai, credi, non c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me. Forse non mi credi, sguardi, guarda sono qui per te, non ti ricordi, eri come loro te, sono tutti quanti degli eroi, quando vogliono qualcosa la chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa se non ti siedi, vuoi far l'amore con me. La cambio io la vita che mi ha delusa più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. Guarda, sono solo guai per te, credi, ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come può restare senza te? Piangi insieme a me. Dimmi cosa cerchi, la cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa se non ti siedi, vuoi far l'amore con me. La cambio io la vita che deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. E dimmi che non vuoi morire. E dimmi che non vuoi
Grazie. Sei proprio brava, anche brava l'amichetta mia. Ecco. Tutti siamo bravi, tutti bravi. Brava, veramente bellissima interpretazione. Sei brava. Mo gli devi dare il bacetto però. No, gliel'ho promesso. Ecco, vedi, perfetto. E dunque, Da un'amica. da un'amica all'altra. A un'altra. Da un'amica all'altra, un'amica poi insomma che viene da una nazione vicina a noi, i nostri cugini, i cosiddetti cugini, Cathy Barnard. In questo caso la cugina. La cugina. Eccola, Cathy, benvenuta, bentornata anche in questo appuntamento, in questa puntata di Mille Voci. Cathy, Grazie. Sì. avec toi, la France chantée. Est magnifique. Je te remercie, Riccardo. Quanto l'hai Grazie provata questa mille. cosa? No, Come? perché quanto l'hai provata questa Tu cosa? lasciami qua? lavorare, No, non ti lo so, preoccupare, perché lasciami secondo me lavorare. ti ci sei messo d'impegno. Adesso vedrai se ogni volta mi fa fare questa figuraccia che io non so parlare francese e lui sì. È un modo, Scherzo. insomma, Bravo, molto Come la accogliente. pasta fondente. Bravissimo, vedi, bravo. però tu mi sei adesso- piaciuto. tu No, io adesso sono invece- attrezzatissima ecco, capisci? invece. Quindi- No, perché io invece mi attrezzo e mi preparo e studio e mi faccio suggerire da Patrice Guerrucci, che è coautore con Cathy Barnard delle sue canzoni sul contesto della canzone. Questa canzone però è stata scritta anche da qualcun altro in collaborazione con voi. Di al microfono chi è che ha fatto. Con i miei amici in Sì. Belgium, Sì. Salvatore Guttadoria e Jean-Claude de Marbet. Oh, vedi, bravissima. La canzone si intitola. 40 anni. Ah, siete amici da tanti anni, che bello, vedi questa cosa anche di essere amici nell'arte, no? Di condividere questo. Una famiglia. Una famiglia, come a Mille Voci. Una nel famiglia. micro. Dici il titolo della canzone? Sì, dans l'attente éphémère. Che significa in fugace attesa. La canzone dice: gli uomini aspirano ad un ideale dove Eva vive senza frutto del male. Non ci sono più tracce di umanità perché l'amore sta morendo. L'odio, sotto forma di un fiore con il profumo del male, ci porta alla tortura. La vita ci ha portato via l'eternità e i suoi segreti. È una canzone un po' triste, un po' malinconica. Bene. Allora, Cathy Sfondo di Barnard... verità? Eh? Con uno sfondo di verità. C'è uno sfondo di verità, purtroppo. sì, e anche tanto di poesia come in tutte le canzoni che voi scrivete. Spirituale, una canzone molto spirituale, cantata da Cathy Barnard, il titolo... Dans l'attente éphémère. Cathy Cathy Barnard. Barnard. Grazie. Dans l'attente éphémère, dans ce monde sur terre, oh, si près des enfers, dans un autre hémisphère, au cœur de l'univers, et où l'âme se perd. J'aspire à un idéal, nouvelle aurore boréale, Ève, sans fleur du mal. M'enivre aux senteurs glaciales, dans les forêts hivernales, seul, cherchant le Graal. Et plus aucune trace d'humanité n'existe en nous. L'amour se meurt et s'échoue dans ces trous qui boivent les marées. Reflet de nous au flot de lune parfumée. Et j'attends le matin
au plafond sur les voiles, si la nuit sans festin a jeté ses étoiles au monde des lutins et au croc des squales. La haine en forme de fleurs, aux odeurs de maléfice peine et puis rancœur. Douceur changée en sévice, chaque goutte de sueur nous met nos supplices. La vie nous a pris l'éternité et ses secrets, et elle nous laisse s'en aller. Se brûler l'âme, se fermer le cœur à la lueur, à l'étincelle du bonheur. Et plus aucune trace d'humanité n'existe en nous. L'amour se meurt et s'échoue. La vie nous a pris l'éternité et ses secrets, et elle nous laisse s'en aller. Et elle nous laisse s'en aller. Bravissima, un'interpretazione veramente, veramente intensa, complimenti. Che bella. Bene, l'emozione arriva, vedi, il potere della musica, l'emozione arriva anche quando io le parole non le ho capite tutte, cioè diciamocelo, eppure l'emozione è arrivata lo stesso, grazie alla sua interpretazione, alla sua vocalità. Un brano che trasporta sicuramente. Bravissima qualità di un interprete. E da questa emozione a un'altra emozione. Sì. Emozione che ci porterà sicuramente Daniele Si Nasce. Vabbè. Prima o poi io prendo le giacche della stagione precedente, sai come agli outlet, no? Quindi facciamo una sorta di selezione delle giacche che non metti più e me le faresti. Outlet. Un Daniele Si Nasce outlet, sì. Ci sta alla grande, tu hai sempre queste giacche così originali. Guarda, questa è la prima che ho trovato. Sì, appena ti sei svegliata hai detto metto questa. Allora, Daniele Si Nasce ha fatto tutte le edizioni di Mille Voci, 21 edizioni di Mille Voci, perché siamo alla 21esima. Trovate tutte le sue esibizioni sul canale YouTube di Mille Voci, come le esibizioni di tutti i cantanti che si sono avvicendati nel corso di questi anni. Trovate anche tutte le puntate del Mille Voci Story, che è una sorta di raccolta che Gianni Turco ha fatto di tutti gli artisti più importanti che hanno partecipato a queste 21 edizioni, e anche quest'anno in nostra compagnia. Ragazzi, dal 2005 ne sono passati, Ne sono passati. Qualcuno sì. ne è passato? Sì. Qualche zampa di gallina è uscita fuori. Vabbè, pure. lascia La tua stare, voce- ma lascia stare queste Dice, cose, no. ci sta, Non sottolineiamo, ci vedi? stare. Perché pure l'Antonelli ne ha fatte parecchie, vero. quindi adesso cerca di... voglio dire, Acchiappare non mi puoi acchiappare. No, tu sei io- irraggiungibile, il pioniere, perché le hai il fatte pioniere. tutte, quindi irraggiungibile. Allora, la canzone di questa puntata, Daniele? Allora, la canzone di questa puntata è dedicata a Mille Voci, perché Mille Voci è un simbolo di libertà, dove le persone, i cantanti e insomma tutti gli altri artisti hanno avuto la facoltà di potersi esprimere e di esibirsi. Quindi Mille Voci è veramente un grande palcoscenico dove la libertà la fa da padrone. Come rappresentare la libertà se non con il cielo? Il cielo. Daniele Si Nasce. Grazie. Una meraviglia averti qui con noi, perché susciti sempre delle emozioni incredibili. Grazie a Daniele Si Nasce. Grazie.
Siete voi che le date a me da 21 volte da 21 anni. Grazie. Grazie Daniele. Grazie. Beh, da un'emozione a un'emozione. Tutte le puntate di Mille Voci sono ricche di emozioni. Ma sì, è bello così. Bene. Bello, come no? Adesso Sì. facciamo un altro omaggio, vero Riccardo? Sì, ho ripreso il continuiamo microfono. sugli Sì. omaggi Ancora a Roma. alla canzone romana, sì, con un brano scritto da un non romano, da un napoletano doc, da Fausto Ciliano, che è stato anche ospite di Mille Voci, amico appunto di Mille Voci, amico di Gianni Turco, che scrisse questa canzone dedicandola appunto a Roma come seconda città, insomma, la città di adozione. Una stupenda canzone che vi dedico in maniera particolare, dal titolo semplice, proprio semplice, Roma. Riccardo Antonelli. È facile parlare di un paese come il nostro, per cui le meglio penne hanno versato tanto inchiostro, e chi col proprio ingegno, chi con la fantasia, hanno descritto Roma come il meglio che ci sia, perché soltanto a me non è concesso di parlare appena ho aperto l'occhi davanti a sto splendore. Roma, per te non ho parole, me dai, come si dice, un tuffo dentro al cuore quando me sveglio la mattina e più una boccata d'estaria palatina. Sì, lo so, non so nel prima a dirtelo, però considera l'amore che te do, perché lo sai che so di Roma. Roma parla non mi riesce, ma se uno te conosce come me non può che vive di Roma. Quando mi sveglio la mattina e più una boccata d'estaria palatina. Sì, lo so, non so nel prima a dirtelo, però considera l'amore che te do, perché lo sai che so di Roma. Roma parla non mi riesce, ma se uno te conosce come me non può che vive di Roma. Di Roma, di Roma.
Grazie. Bravissimo Riccardo. Colgo l'occasione, devo averlo già detto al Turco in privato, ma adesso lo dico in pubblico, per dire che il Turco fa dei video stupendi che vengono mandati qui dietro allo schermo grande con tantissime immagini belle, no? Che accompagnano le canzoni. E ha fatto un video bellissimo mentre tu cantavi con delle immagini splendide della città di Roma, quindi anche a tempo, veramente bello. Quindi Turco, secondo me devi mettere su YouTube anche questi video con i cantanti che cantano, perché voi trovate su Mille Voci le nostre esibizioni qui durante la trasmissione, no? Quindi durante il programma, però secondo me Turco devi mettere anche questi tuoi bei video col sottofondo musicale, perché sono veramente molto belli. Chi è in studio qui lo ha visto insieme a me, che accompagnano veramente bene le esibizioni degli artisti. Vabbè, questo lo volevo dire e l'ho detto. Andiamo avanti e da Roma passiamo a Napoli a questo punto. Roma chiama Napoli, Napoli risponde. 06081. Nunzio Milo. Allora, a te il microfono. Ciao a tutti. Ben trovato. Io vi lascio un attimo. Un secondino, devo fare una piccola cosa. Vai Riccardo. Ex machina. Riccardo è un factotum in questa edizione di Mille Voci, preziosissimo. E io sono molto contenta perché posso dire per la prima volta di avere un balletto. Mi piace proprio questa cosa. Quando volete. Già mi ha ripreso dietro le quinte. Allora, Riccardo Antonelli ti aiuta, ti serve l'asta per cantare una canzone della classico napoletano. Anche tu hai cantato questa, l'ho sentita cantare anche a te, Riccardo, perché è un classico. Fa parte del repertorio di tantissimi, una canzone, io reputo forse, non voglio dire la più bella in assoluto, ma c'è veramente tanto in questa canzone, che poi è una canzone che si presta a diverse interpretazioni, alla vocalità piena, oppure fino a sussurrarla. È talmente poliedrica nella sua veste musicale e poetica che veramente si presta a tante interpretazioni. Oggi c'è la tua. E quindi noi ti ascoltiamo con interesse, naturalmente con tanta emozione. La canzone, vuoi dire qualcosa sulla canzone? No, hai detto tutto in modo magistrale. Grande. Allora, la canzone è una canzone che fa parte così delle grandi romanze diciamo così, del fine Ottocento, è Era de Maggio. Nunzio Milo. Da maggio e te cade annunzina a schiocca li cirase rossa fresca era l'aria e tutte le giardine adduravano rosa a 100 passi. Era da maggio e no, non me ne scordo una canzone cantava matto in voce. Più tempo passa e più me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, ora mio lontana vai, tu me lasci e i conti l'ora, chissà quando torna a raia, rispondeva, torna a raggio, quando tornano le rosa, si stu giorno torna a maggio, pura magia stonda ca, si stu giorno torna a maggio, pura magia stonda ca, e sono tornato e mo come una volta andiamo insieme a un motivo antico. Passa il tempo e l'uno si vota, ma amore vero no, non vota vica. E tutte bellezze toi ma innamorai,
al cuore innanzi alla fontana. L'acqua e la tinta non si secca mai, è ferita d'amore non si sana. Non si sana a sanare, se fosse gioia mia, miezza storia imbalsamata, a guardarti io non star via e ti dico core, core, core mio, tornati su, torna maggio e torna amore, fa da me, che la vuoi, torna maggio e torna amore, fa da me che la vuoi. Grande Salvatore Di Giacomo, grande interprete della cultura classica napoletana, della poesia, Salvatore Di Giacomo. Complimenti. Emozionante. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie a te. Ciao Gianni. Ciao. Il microfono lo tengo. Il microfono Indovina. Ma perché L'asta no. E quindi, ma il microfono lo tengo perché? E perché aspetta un attimo. Dai. Tu sì, tu già fa, tu lì. Devi fare. Ma anche tu? A chi tocca? Così. A chi tocca? Oh, vedi il turco? Sì, bravo turco. Vedi che ha fatto il jingle. A chi tocca? A chi tocca? Oh, bravissimi, vedi? A me. Vabbè. Che non mi volevo fare mancare niente, quindi figurati dopo Nunzio Milo che canta in napoletano. Continui il napoletano? Hai capito? Solo che io sono stata promossa dal turco, quindi posso farla questa cosa. Perché ha detto che la canto bene la lingua napoletana. E quindi canto anch'io questa canzone napoletana. Ce l'ha detto turco, capisci che voglio dire, no? E allora, che cosa ci canti? No, lo dico io? Dai, allora, un classico dei classici, un brano che fa continuamente il giro del mondo, ma ha fatto il giro del mondo anche perché c'è un'incisione di Elvis Presley, no? Hai capito come? E quindi è una canzone molto bella, molto così, dalla vocalità. Quindi mi raccomando. Sto attenta, mi preparo, respiro, do di la petto. canzone è Torna a Sorrento. Daphne. Mare quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu che tieni a mente, cascetato fa sognare. Guarda qua chi sto giardino, sente sti sciura arancia, no profuma così fina, rinto cuore se ne va, e tu dici e parta a Dio, t'allontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieni un cuore non tornare.
e te vonno tanto bene, se volessero passare e tu ricevarti a Dio, t'allontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieni cuore non torna, ma non me lascia, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi campare, ma non me lascia, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi Grazie. Oh, dai, grazie, troppo buono. Grazie. Bellissimo. Bene. Quindi capisci che adesso c'è bisogno di Sì? una pausetta. C'è una pausa? Facciamo Bene, una pausetta perfetto. così io mi riprendo e mi faccio rifare il trucco. Il trucco. Stavo dicendo il turco. Il trucco, quindi regia, per favore, linea al turco. Bene, e allora siamo giunti al termine di questa seconda puntata e vogliamo chiudere in maniera diversa. Fino adesso ci siamo esibiti tutti in maniera singolarmente, diciamo così, e invece adesso questa chiudiamo, volta- ci si è svuotato lo studio del pubblico e ci si è riempito il centro dello studio con loro che sono amici di Mille Voci, i Seven Hills. Bentornati. Gianluca Maestro, Buratti, prego. vieni qui insieme a noi. Che piacere. Ben trovati anche in questa edizione di Mille Voci, ci terrete compagnia anche per qualche altra puntata, quindi Assolutamente sì. Ci fa molto piacere. Che cosa ci presentate in questa puntata? Questa sera un brano, tra l'altro coinvolgiamo tutti a casa perché il titolo è Everybody Clap Your Hands, quindi Sì. esattamente, tutti Quindi quanti tutti battono le battiamo mani, quindi esattamente. battiamo le mani tutti insieme ai A Seven tempo, Hills e anche a però, tempo. a tempo. Possibilmente a tempo. Bene, allora i Seven Hills con Everybody Clap Your Hands. Come on everybody, clap your hands and lift your praise to the Lord. Come on, we praise you, Lord. We magnify your name. We worship you, oh Lord. We worship you, oh Lord. We magnify your name. We magnify your name. Come on, one more time. We praise you. Yes, we magnify your name. We worship you. We worship you, oh Lord. And we magnify your name. Come on, everybody, clap your hands. Everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Everybody. Yeah. And this is the way we praise Him. Come on, clap your hands. The Bible says, clap your hands. Clap your hands. This is the way we praise. Come on, clap your hands. Clap your hands. This is the way we praise. Come on, clap your hands. Clap your hands.
everybody. And again. Yes, because this is the way we praise him. This is the way we praise him. I Seven Hills a 1000 voci, grazie. Grazie Vi a chiedo voi. di fare solo un passettino indietro per favore e invito qui vicino a me Cati Prego. Varnà, Nunzio Milo, Grazia Guerra, Daniele Sinasce, Mario Vettese, Lorenza Bettarelli per chiudere insieme questa seconda puntata di questa Seconda puntata, number edizione di 1000 voci. Con voi Riccardo Antonelli. Daphne Barillaro. Ci vediamo alla prossima puntata. Turco, sigla!